Flop della Lega, processo a Salvini. Meloni prende tutto il Veneto. Lega, Zaia apre la crisi. Riflettiamo. Le prime pagine dei quotidiani locali di oggi sono tutte dedicate alle elezioni politiche dell'altro giorno e in Veneto la notizia è quella del crollo verticale della Lega di Salvini, dove non è bastato lo stesso Zaia ad arginare la perdita dei consensi. Il boom di Fratelli d'Italia che scavalca gli alleati del Carroccio. La Lega a nord-est è terzo partito dopo Fratelli d'Italia appunto e il Partito Democratico. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è martedì 27 settembre 2022, io sono Jack Calcetto. La prima notizia del giorno riguarda il crollo di un sistema, la fine di un'epoca. La Lega non è più il primo partito in Veneto, il 77% raccolto da Luca Zaia solo 2 anni fa alle elezioni regionali è ormai un ricordo lontano. Il primo partito adesso è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che raccoglie oltre il 30% dei consensi, poi c'è il Partito Democratico e poi solo in terza posizione la Lega. Questo il quadro. Ma leggiamo appunto sulle pagine quotidiani locali, partendo dai quotidiani del gruppo Gedi, le notizie, l'analisi di quello che è un vero e proprio disastro per la Lega. Nel Veneto la Lega perde 500.000 di voti, così titola il mattino di oggi. Fratelli d'Italia va oltre le più rosee aspettative, i forzisti fanno peggio che nella tornata nazionale. Regione ostile al Movimento 5 Stelle che ottiene uno dei risultati più bassi sul livello nazionale. L'Italia ha deciso, l'analisi di Francesco Iori appunto sui quotidiani del gruppo Gedi di oggi, ma appunto si parla del disastro Lega, non solo, anche dell'astensione che è salita di 8 punti percentuali, davvero preoccupante, disaffezione per oltre 1 milione di persone che non sono andate a votare in Veneto. Ma appunto si diceva del crollo della Lega a San Vendemiano, comune di Zaia. Il presidente della giunta regionale viene tradito, così scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, dal suo 72% al 18% della Lega in queste elezioni, quindi una marea di voti persi. E appunto la Lega doppiata anche nel comune dove vive il presidente della regione, Zaia, ovvero San Vendemiano, in provincia di Treviso. Ancora da Valdobbiadene a Cittadella il ciclone Fratelli d'Italia mette KO la Lega. Il Veneto, attenzione, è la regione in cui Giorgia Meloni ha avuto i migliori risultati e dove naturalmente è stato decisivo anche l'ammutinamento dei leghisti che non hanno votato più Lega per l'appunto, ma hanno scelto di spostarsi sul partito di Fratelli d'Italia. Va ricordato che nel 2018 Fratelli d'Italia in Veneto aveva raccolto soltanto il 4% e quindi in regione non ha finora una tradizione amministrativa forte, così scrivono i quotidiani del gruppo Gedi. Nel frattempo un inciso, soddisfazione in casa Forza Italia, Flavio Tosi riesce a chiudere la sua manovra tutta veronese ed è ora stato eletto alla Camera dei Deputati. Flavio Tosi, una storia, un passato nella Lega, un lungo passato nella Lega e appunto di recente nella tornata elettorale delle amministrative di Verona il passaggio a quanto pare vincente a Forza Italia. Tornando sulla Lega, ma ora sulle pagine del Gazzettino, Zaia apre la crisi. Tracollo della Lega, processo a Salvini, il presidente della giunta regionale dichiara: si tratta di risultati deludenti, serve serietà. La batosta elettorale agita il partito, in campo per la prima volta forse anche il presidente della regione del Veneto, ma il segretario regionale esclude le dimissioni. Errori sì, ma ci sono 5 anni per rimediare. Il deputato veneto Stefani, coordinatore appunto della Lega in Veneto,
passi indietro non se ne parla, non ha pagato la scelta di stare al governo. Questa è semplicemente la lettura, diciamo, dei leghisti veneti salviniani. Dall'altra parte invece Tony Darè, eurodeputato della Lega, ipercritico, parla di una disfatta, se fosse responsabile il segretario avrebbe già lasciato. Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, chiede una linea politica forte in tempi rapidissimi, non abbiamo tempo da perdere. Insomma, si apre comunque per la Lega una stagione di congressi e quella che si preannuncia una vera e propria resa dei conti. È da registrare il dato che sia proprio Zaia ad aprire la crisi con dichiarazioni molto pesanti per appunto i suoi standard. Questo per quanto riguarda il disastro Lega le polemiche, la lotta interna al partito, che è il partito più vecchio d'Italia, ricordiamolo, da 30 anni ormai al governo della regione del Veneto e non solo delle regioni del nord Italia. In questo momento una forte crisi lo attraversa, ma a piangere non c'è solo la Lega nel centrodestra, c'è anche il partito Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Allora, sempre sul Gazzettino, i cosiddetti moderati, Brugnaro si ferma sotto l'1%, deluso, ma da qui si parte. La coalizione di cui fa parte Coraggio Italia, tra l'altro appunto non soltanto il partito di Brugnaro ma altri formavano la lista Noi Moderati, ecco, lista che si è fermata allo 0,9% a livello nazionale e al 3,6% a Venezia. Quindi insomma un risultato devastante per Brugnaro, che è sindaco di Venezia ma dove in alleanza con altre forze politiche e con altri partiti non raggiunge nemmeno il 3,6%. Dice il sindaco: come nello sport ci sono vittorie e sconfitte, ma ora strutturiamo il partito. Non posso comunque nascondere un po' di amarezza, dice Brugnaro, per il risultato nel proporzionale nazionale. Insomma, un'altra debacle all'interno del centrodestra, dove oltre a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni pare che insomma tutti gli altri alleati non abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. Dall'altra parte cosa abbiamo? Un partito democratico di Schrödinger che sulle pagine del Gazzettino di oggi parla di risultato deludente, mentre sulle pagine quotidiane il gruppo Gedi ricorda di essere la seconda forza in Veneto. Naturalmente leggiamo i quotidiani locali, quindi il punto di vista è sempre quello a nord-est. Allora partiamo dal Gazzettino, l'intervista ad Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico del Veneto, appunto parla di un risultato al di sotto delle attese, il partito è da rifondare, lavoro e ambiente restano le questioni centrali. Il quadro politico, ricorda Martella, però è in movimento, possono esserci turbolenze nel centrodestra e in regione dobbiamo farci trovare pronti. Da questo punto di vista Verona e Padova sono modelli per il dopo Zaia. Quindi sul Gazzettino il risultato deludente del PD. Sui quotidiani del gruppo Gedi invece una lettura completamente diversa. Il Partito Democratico è la seconda forza politica in Veneto. Il segretario, lo stesso segretario regionale Andrea Martella, parla di buoni segnali e anche se su alleanze e liste è l'ora dei processi interni. Insomma, polemiche come sempre nel PD, in questo caso polemiche anche tra il segretario regionale Andrea Martella e se stesso, pare, perché non si capisce se il risultato sia buono o deludente. In ogni caso Padova, nuova roccaforte del Partito Democratico con un 25% che supera anche Fratelli d'Italia. C'è il dato nazionale naturalmente che è più basso delle aspettative. Ora, dice Martella, bisogna parlare con Azione e Movimento 5 Stelle. Altri interventi del Partito Democratico, la consigliera regionale Vanessa Camani dice: se al 26% dei progressisti sommiamo il 15% del Movimento 5 Stelle, il risultato cambia alla grande. Insomma,
una lettura che parte dai dati, dai risultati delle elezioni. Chiaramente la divisione delle forze progressiste è quello che ha permesso la vittoria, diciamo il risultato elettorale importante della destra, che va ricordato non ha raggiunto il 50% dei consensi, fermandosi invece sotto al 45%, ma otterrà comunque la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento grazie a una legge elettorale che contiene dei meccanismi distortivi estremamente maggioritari, voluta da Matteo Renzi. Proseguiamo con alcune altre notizie in Casa PD, giusto un paio. Abbiamo Variati verso Strasburgo, sarà europarlamentare in sostituzione di Calenda. L'ex sindaco di Vicenza Achille Variati appunto subentrerà a Carlo Calenda, che ora è stato eletto al Senato e quindi lascia libero il suo scranno a Strasburgo in Parlamento europeo. Dietro di lui in lista c'è Achille Variati, ricordate le ultime elezioni europee, era candidato l'ex sindaco di Vicenza, ma appunto davanti a lui altri, tra cui Calenda. Ebbene, ora subentrerà e diventerà europarlamentare Achille Variati, già sindaco di Vicenza nell'ultimo governo Conte, anche sottosegretario agli interni. Naturalmente in questo momento Variati si muove ancora con i piedi di piombo, spiega è giusto attendere che le cose si sviluppino, che Calenda venga certificato come eletto e che scelga di andare a Roma optando per un seggio nel Parlamento italiano, il che, detto tra parentesi, naturalmente è quasi certo. Se le cose andranno così, spiega Variati, andrò in Europa con la forza di quelle 50.000 persone che mi avevano votato nel 2019 e con la volontà di essere utile per questa terra. Questa terra naturalmente Vicenza e il Veneto. Altra notizia per quanto riguarda il Partito Democratico, eletto con 37.000 preferenze nella circoscrizione estero, il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova e capolista del Partito Democratico nella circoscrizione Europa. È stato eletto appunto al Senato, ringrazia gli italiani che dall'Europa lo hanno votato e assicura il suo impegno per un maggior riconoscimento di tutti gli italiani all'estero. Come medico e scienziato mi spenderò per gli ultimi e per diffondere la conoscenza necessaria al bene comune, specie per il dialogo e la pace. Questo per quanto riguarda il Partito Democratico. C'è anche il Movimento 5 Stelle che in regione si ferma al 6% e con Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, spiega è stato un errore non parlare di sanità. Qui in Veneto c'è ancora molto da fare, serve più attenzione, dovevamo puntare con più convinzione sul super bonus e ora la corsa di Fratelli d'Italia, ma soprattutto il crollo della Lega nel Veneto di Zaia apre nuovi scenari. Ricorda il risultato della sua chioggia Erika Baldin, dove il Movimento 5 Stelle supera il 9%. Stessa storia a Occhiobello e Castelmassa, sono queste le medagliette da appuntare al bavero di Giuseppe Conte in Veneto. A livello regionale il consenso dei 5 Stelle raddoppia rispetto alle regionali di 2 anni fa, ma è chiaro, dice Baldin, che c'è ancora molto lavoro da fare. Infine le reazioni della cosiddetta società civile all'esito delle elezioni. Sul giornale di Vicenza di oggi abbiamo la polemica che infuria su Twitter dopo appunto il tweet della cantante bassanese Francesca Michelin, che ha twittato commentando l'esito delle elezioni: ora inizia la resistenza. Potete immaginare la valanga di commenti da parte degli elettori di Giorgia Meloni e del centrodestra che l'hanno sommersa. Va accettato che la gente abbia cancellato la memoria? No, io non lo accetto, dice l'artista rispondendo ai commenti di tanti che l'hanno attaccata, e ricorda
il caso dei tantissimi fuorisede che non hanno potuto esprimere il loro voto, e anche a quante persone nascono in Italia, parlano italiano, lavorano qui e non possono votare perché non hanno appunto la cittadinanza italiana. Dice Michelin, il paese non è reale. Ecco, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.